Sono qui solo da oggi, ma è da lunedì che frequento appunto con gli stivali Vicenza, Caldogno e anche altre realtà del Veneto che hanno avuto difficoltà. Oggi facciamo un po' il punto della situazione a qualche giorno dall'evento per seguirla come Regione Veneto, per avere notizie, per capire se servono ulteriori aiuti anche da fuori Vicenza, perché vogliamo che la situazione torni alla normalità nel più breve tempo possibile. Quindi è una visita, un sopralluogo operativo per riportare al centro operativo di Venezia i dati di Vicenza in questo momento. Ecco, Assessore Ciambetti, una domanda che riguarda l'emergenza ma va un po' fuori. Ho visto che la Regione è stata particolarmente sensibile al fatto della carenza di informazione nazionale su un dramma che magari sarà stato meno spettacolare ma che comunque è veramente grosso per chi lo sta vivendo. Lei ci può un po' riassumere la posizione e il senso di questa protesta? Il senso della protesta è che un evento di una gravità eccezionale come questa è stato passato in subordine rispetto appunto a qualche escort di passaggio. Quindi il Veneto, e ieri a Roma hanno avuto riscontro con la Polverini che mi chiedeva ma cosa è successo in Veneto? Cioè non sapeva la gravità dell'evento, non sapeva dei morti che sono avvenuti, non sapeva dei comuni isolati in montagna, di contrade sfollate, non sapeva di 4.500 padovani che ieri erano fuori da casa, non sapevano nulla, e visti i numeri dell'evento secondo me i media nazionali dovevano coprire e seguire questa situazione, cosa che non è accaduta, e invece ringrazio l'informazione locale che ha dato un supporto anche di informazione, dico un supporto di protezione civile ai cittadini locali per informarli di quello che stava avvenendo, quindi complimenti all'informazione locale. Grazie.